Vai. Andiamo. Signore, allora, siete stufe, Siete stufe di cercare questa scopa in giro per la casa, basta. Dov'è la scopa? Chiedete a vostro marito, dov'è la scopa, e non la trovate mai? Allora io ho una soluzione per voi. Scopo! La scopa che vi raggiunge! Ma ecco un semplice esempio, la nostra bellissima e attraente casalinga, prego, entri casalinga. Basta chiamare Scopo, Scopai, Scopò, Scopaio Scopò, Scopaio Scopò, Scopaio Scopò, la scopa del futuro. Prego. Ecco signori, guardate come funziona questa scopa, è incredibile la nanotecnologia, guardate signore casalinghe, guardate cosa fa la tecnologia, guardate come muove avanti e indietro questo straccio, è incredibile, è una cosa incredibile. Allora cosa aspettate, chiamate il numero in sovraimpressione. Forza signore! Alle prime 20 chiamate regaleremo anche questo bellissimo profumo, guardate! È una lampada d'olio, ma va bene lo stesso! E pulisci bene! Si raccomanda di tenere... Guardate che sistema di lavaggio incredibile signori! Esce un liquido direttamente dall'organismo dell'aspirapolvere! Si raccomanda di mantenere la scopa ai luoghi asciutti e non farla mangiare troppo. Le flautolenze potrebbero uccidere le massaie. Ah!